partiti. Bordignon, Pires, la conclusione! 19:34. Sono passati 26 secondi, il sinistro di Pires ha subito battezzato l'angolo. No, veramente un calcio d'angolo fatto come si deve. Bellissimo gol di Pires, importante anche partire già così. Dopo con quel 4 lì mi devi dire un po' di robe. Attenzione, ci prova ancora, ha voglia di segnare Capitan Bordignon. Ha una certa garanzia. Attenzione a Pires, veronese bravissimo, ma che assist aveva fatto Bui. Hai visto il sinistro di Bui per tagliare su Pires? Bui, incredibile, questa la vogliamo rivedere. Avevamo appena parlato del sinistro di Bui e ci ha confezionato una rete. 14:39 sul cronometro. Bordignon per Bui di prima intenzione. E poi c'è Kevin scavinato, cazzo, Kevin lo conosco da piccolissimo, guarda. Attenzione, il pallone Moscoso veronese. Cosa hanno fatto? Attenzione alla parte opposta, Bazzanella, bravo Jacobian. Adesso il portiere sta avendo la sua occasione, la sua opportunità e sta facendo. Attenzione, e di nuovo veronese che chiude lo specchio a Moscoso, 9:49. Almeno il risultato della regular season dimostra. Ancora Ruzzene, 9:40. Rovereto prova quando c'è il pivot davanti a imbucare e sfruttare il gioco da pivot, ma Bordignon indietro sta riuscendo. Maltauro, il numero di Maltauro, veronesi. Fisicamente è veramente forte e difficile spostare. In questo caso è Cristelle, riesce a girarsi ancora veronese, 6:19 su questi quarti di finale, quindi con il CDM che attende la conclusione di Bazzanella, non precisa, non l'ha presa benissimo. La partita è diventata un pochino più calda del solito. Attenzione Pires che va via, attenzione Pires, veronesi. 4:54 veronese, attenzione Festini, S. Jacobian. Attenzione Gastaldello, vola Jacobian per frenare Gastaldello. Pallone per Thiago, bella la conclusione centrale. Ruzzene riesce ad andare via su Thiago, Ruzzene, il pallone per Bui. Allora qui possiamo scommettere su chi tira, secondo me Bui. E c'è la rete di Bebetinho a 38 secondi dalla fine, 3-0. Torna con molti minuti e torna anche con il gol. Era uno schema e si riparte, 20 minuti per la fine di questo quarto. Attenzione, contropiede di Moscoso che apre per Ruzzene, veronesi, Moscoso salva Thiago sulla linea, 16-13. Castaldello contro Ruzzene, il pallone al centro, Bazzanella ci prova col colpo di tacco, li riflessi Jacobian. Attenzione Bui per Bordignon, Maltauro veronesi. Mette in difficoltà la difesa. Attenzione, proprio Castaldello, 2 contro 2, prova il pallone per Frisenna, chiude Jacobian. Veronesi, lungo per Frisenna, controllato da Maltauro, bello il numero di Frisenna, complimenti. Ci ha creduto il capitano Rovereto e dopo al nono c'è il 3-1 a corta distanza Rovereto. Complimenti. Bellissimo, Ballombella a scavalcarlo, poi Jacobian lo ferma ma sul tappino è ancora Frisenna a mettere in rete il pallone che viene lasciato a Bordignon. Scodella per Crescenzo, la conclusione veronesi. 7 minuti e 10 alla fine del tempo, Bui riesce a passare e poi c'è la conclusione, ancora Ruzzene, 4-1, però nasce tutto ancora una volta dall'azione di Bui. Bravissimo. Si vede la qualità, no, guarda, tanti giovani in campo, che bellezza vedere tutti così insieme. Pires per Bui al centro, ancora Pires, il colpo di tacco, Ruzzene, 5-1. Bellissimo gol. Complimenti mamma mia, veramente qualità, intelligenza. Castaldello,
contro Ruzzene. Castaldello ancora una volta, bello il dribbling, bravo Riccardo Castaldello, complimenti, che si merita il gol. E quello stavo per dire, alla fine l'ha cercato per tutta la partita e se lo merita. Complimenti, bellissimo gol di qualità, di tecnica. Castaldello sulla punizione pericolosa, bravo Genovesi, riparte il contropiede, ancora Castaldello che recupera, cerca l'assist per Thiago, ma Pires ferma. La palla recuperata da Bordignon che apre per Pires, Maltauro, Origi sotto porta, che recupera una palla importante e il pallone dalla parte opposta, Vivian che ha cercato poteva concludere, non può impensierire Veronesi, autore di una splendida partita, il contropiede, l'ultima conclusione di Vivian, attenzione Bordignon per 2 volte finisce tra gli applausi del pubblico, 5-2.